Cari telespettatori, eccoci insieme quest'oggi e parliamo di un settore che è molto importante, molto allettante, che comunque a volte per molte persone solleva anche l'animo, perché parliamo del settore moda, settore abbigliamento, un ambito anche strategico per il commercio, per le attività produttive e poi via via naturalmente per i produttori. E cerchiamo di capire come sta andando, quindi come va a segnare anche l'andamento del PIL, quali sono le prospettive, come si è chiusa la stagione poi passata dell'estate. Qui poi ci avviciniamo all'altra questione, inizia l'inverno, l'autunno, l'inverno e i saldi, i prossimi saldi. C'è stato, penso che ormai lo sappiate tutti, una proposta di posticiparli al 27 gennaio, quindi alla fine del mese di gennaio, pro, contro valutazioni, alcuni consumatori storcono il naso, altri possono comprendere, ma vediamo che cosa ci sta alla base, alla radice. Per parlare di tutto questo e anche fare altre valutazioni e considerazioni sulle possibilità, opportunità occupazionali o meno di questo settore, ne parliamo con i nostri ospiti. Allora, ben ritrovato qui con noi Riccardo Capitanio, Presidente Federazione Moda Italia Veneto. Grazie, Buongiorno, Presidente, grazie di essere qui. Tra l'altro anche neopresidente del Mandamentale, giusto? Giusto, è vero. E sì, quindi sì. Zona? Di Piove di Sacco, Piove Presidente di Ascom Piove di Sacco. Quindi anche una bella soddisfazione, nonché vicepresidente tra l'altro. Sì, vicepresidente della provinciale di Padova. Sì, una sfida importante anche perché Piove di Sacco è un paese molto radicato molto sul commercio, quindi abbiamo tanti colleghi e sarà una grande sfida tenere tutti uniti. Quindi tu da un lato settore moda, dall'altro più settori in un ambito comunque dell'area del Padovano, e invece ci spostiamo poi in un altro territorio molto frizzante, eclettico e particolare proprio per la sua connotazione, che è l'area di Vicenza. Ivo Volpon, Presidente Federazione Moda Italia, grazie, ben arrivata anche a lei Presidente, che ci farà un po' un quadro del territorio, perché ogni area è a sé stante in certo qual modo, anche se poi a livello regionale ci sono dinamiche abbastanza simili, se poi ci confrontiamo alla Lombardia, però è bene appunto capire come sta andando e quali sono anche le considerazioni e valutazioni che vengono fatte. Presidente, partiamo un po' dall'andamento dei consumi, perché quello che poi incuriosisce, no, chi ci ascolta, dice ma come stanno andando, che percezione c'è, perché tanti dicono io non posso permettermi questo, però esco e vedo che persone se lo possono fare. Si è ampliata questa forbice tra chi sta proprio bene e chi non sta bene, oppure si tende un po' a spendere di più per stare bene? Ecco, forse il secondo concetto è il concetto migliore, si spende forse di più per cercare di star meglio, di vivere la vita. Questo è quello che abbiamo, questo è quello che ci fanno capire anche i clienti. Ovviamente parlando un po' del nostro mercato, parlando del mercato dell'abbigliamento, sono stati mesi difficili perché ovviamente il cambio stagionale non c'è stato, e quando non c'è un cambio stagionale non c'è neanche un acquisto. Ma il cliente non acquista più prima la merce, ma l'acquista on demand, quindi al bisogno, quando ha bisogno del capo lo compra. Invece eravamo abituati tempo fa a vedere che il cliente comprava prima il capo per averlo in armadio e poi utilizzarlo al bisogno. E quindi un modo diverso anche di analizzare il proprio quotidiano? Sì, allora io faccio sempre questo esempio perché calza a pennello. Noi una volta, quando c'era il film in prima serata, iniziava alle 8:30 di sera. Eravamo tutti davanti alla televisione perché non c'era, cioè iniziava, che noi ci fossimo davanti o no, il film iniziava. Oggi schiacciamo play e lo decidiamo noi quando far iniziare il film, quindi è una vita on demand. Quindi siamo abituati a prendere le cose quando ci servono, lasciarle quando non ci servono più, e anche l'abbigliamento è diventato lo prendo al bisogno, quando ho bisogno. Quindi abbiamo una fetta di mercato importante che acquista esclusivamente, in questo caso, quando è freddo. Esatto. Presidente, ecco, lei tra l'altro rappresenta anche una generazione, avete costruito anche degli imperi nel vostro ambito del settore, e quindi ha visto dei cambiamenti importanti, anche se il Presidente Capitanio ha una, diciamo, di famiglia, vanta anche un bel passato. Ma per passare anche la parola a lei, quindi spiegare ai nostri telespettatori, lei che cosa ha riscontrato nel tempo? Che cosa ha visto? Diciamo che faccio questo lavoro ormai da 50 anni, per cui ho visto un bello spaccato di società. Ecco, un bel spaccato di società, appunto. Allora, siamo partiti da un momento in cui la generazione aveva bisogno di tutto, e adesso invece comprano solamente se vengono un po' stimolati, diciamo.
E poi quest'anno, visto che si parlava prima di come andava la stagione, abbiamo avuto l'estate che si è prolungata fino a tutto settembre, e per cui questo qui ha creato un po' di problemi sulle vendite. Ecco, lei ha toccato un aspetto importante, aver bisogno. Volevo appunto farle la domanda, Presidente, quando lei ha detto quando c'è la necessità si va. Ormai tutti hanno tutto, un dato di fatto questo, e c'è poi il problema di dove mettere le cose. Questo è un altro aspetto che in realtà implicherebbe delle considerazioni molto più estese, perché tante persone dicono però poi le case, lo spazio quello che è, compri di nuove, spazio per gli armadi non neanche lo predispongono, non lo progettano neanche, e quindi diventa a volte imbarazzante, difficile, anche oggetto di litigi familiari tra figli, genitori, tra moglie e marito, per comprare più abiti che non sanno più dove metterli. È anche un modo diverso di concepire le cose. Sì, diciamo che c'è sempre stato il consumo, quindi che forse le case sono sempre più piccole, quindi una volta forse si tramandava anche, si passava un po' più di mano la merce, anche se si usa ancora soprattutto nel mondo dei bambini. Oggi l'economia circolare giustamente è una cosa che ci stiamo lavorando, e stiamo anche pensando a una moda che sia sostenibile, perché è inutile inquinare e lasciare anche gli armadi pieni. Dobbiamo cercare di far girare l'economia, nel senso anche l'economia dell'usato, quindi ci sono dei grossi progetti anche sulla moda usato, quindi il second hand, quindi la seconda mano. Che piace molto ai giovani. Sì, piace molto ai giovani, non vorrei che fosse, piace essere sostenibili, e poi tante volte fanno delle azioni, io voglio essere critico nella generazione, però delle azioni che fanno il contrario di quello che pensano, quindi è un momento particolare, però anche l'industria dell'abbigliamento è un'industria importante, è un'industria che genera anche dei consumi, e quindi è anche giusto tenere che sia sostenibile. Pensiamo anche a un denim, a un jeans che una volta per lavarlo per fare dei lavaggi ci volevano 20 litri di acqua, oggi con 2 litri di acqua si fa il lavaggio, ovviamente il lavaggio industriale, per creare un tessuto particolare, quindi c'è un risparmio. Sì. È interessante che queste cose perché normalmente non si sanno, non si conoscono, quindi informare anche i cittadini di questo dà un'ulteriore motivazione a volte anche all'acquisto, attenzione. Infatti è quello, Presidente, non solo aver bisogno di una cosa, essere allettati da capi di abbigliamento, e poi il fattore di sostenibilità per abbracciare una generazione che è sensibile. Può essere un motivo in più di vendita? Diciamo che questo è diventato un motivo in più di vendita. Lo è già bene. Sì, è già, perché si cerca sempre di più andare su cose compatibili col discorso di non inquinare. Cioè la parola d'ordine ultimamente è non inquinare. Difatti, come diceva il mio collega, adesso ci vuole meno acqua, tendono a riciclare i tessuti e poi si lavora con materie nuove. Le persone sono molto attente dal punto di vista appunto dell'acquisto del nuovo, che siano tessuti che non danneggiano la salute, che sono prodotti in un certo modo, che vengono da certi mercati, e che quindi anche la materia prima, dove possibile, possa essere di qualità. È possibile garantire questo? Diciamo che è possibile innanzitutto se si compra il Made in Italy, perché il Made in Italy è quello oggi come oggi più protetto, dove fa più attenzione all'inquinamento, alla materia prima. Cioè il Made in Italy è un sinonimo di qualità, e vedo che il cliente si sta sempre di più rivolgendo verso il capo di qualità. Cioè il capo negli armadi, come si parlava prima. Come una volta, Bravo, una volta. Perfetto, hanno di tutto e di più. Per cui magari prendono un qualcosa che costa di più, però dove c'è la qualità e dove dia un senso che deve durare nel tempo. Infatti questo cambia anche le cose che si possono vendere. Anche perché comprare un capo di qualità garantisce anche una filiera sostenibile, non solo a livello ambientale, ma anche a livello di stipendi e qualità del lavoro e qualità della vita anche dell'operaio. Allora, spieghi bene cosa vuol dire filiera sostenibile. Allora, spieghi che non tutti comprendono che cosa vuol dire. Quando compriamo una t-shirt anche sui blasonati e-commerce a €1,10, dietro per fare una t-shirt ci vuole del cotone, ci vogliono gli operai, il filo, il lavaggio, la spedizione.
e quanto può incidere il costo dei lavoratori all'interno di questa t-shirt da 1,10 €, è un lavoro sicuramente sottopagato che arriva dall'estero, quindi quando facciamo i nostri acquisti, oltre a essere sostenibili nell'ambiente, dobbiamo fare un acquisto anche sostenibile nel prezzo del prodotto. Ecco, ma come si fa a capire? Perché questo è il passaggio difficile. Perché? Perché ci sono state tantissime inchieste, servizi eccetera, dove abbiamo visto capi di firmati, di griff, venduti a prezzi esorbitanti, dove dietro c'erano delle filiere inenarrabili, dove c'è stato anche sfruttamento della manodopera, utilizzo di materie prime non di buon livello, e dove alla fine poi il prezzo ti arriva sovraccaricato. E quindi il consumatore ha incominciato a dire vabbè, meglio spendere poco, tanto alla fin fine quella è la cosa, a quanto ho capito. Quindi come si fa a sapere? Come diceva prima il Presidente Volpon, la qualità si vede, quindi si compra un Bisogna capo. imparare a capire. Si vede comunque quando uno indossa, la sensazione che ha, e quello è. Dopo ovviamente, senza offesa, i giornalisti puntano sempre il dito sulla negatività, sulle inchieste dove c'è qualcosa che non va. Che sono quelle che però colpiscono il consumatore. Noi in Veneto, soprattutto in Veneto, abbiamo una filiera della moda che è importantissima ed è sostenibilissima, oltre a 1 chilometro zero per noi, hanno dei macchinari, del rispetto del lavoro molto alto. Quindi il settore moda in Veneto è strategico, si può Sicuramente è strategico, è una delle regioni in cui ne ha fatta sempre da padrona. Abbiamo avuto ovviamente un calo importante sulla produzione negli anni quando la Cina era forte nella produzione, adesso tanti laboratori, basta vedere anche la calzatura. Noi rappresentiamo anche come federazione tutto il mondo della calzatura a livello di distribuzione, ma a livello di produzione le grosse aziende stanno comprando le aziende nostre, cioè la Riviera, quindi è innegabile che il prodotto da qui esca un prodotto ottimale. Ovviamente tra tanti sicuramente ci saranno anche prodotti scadenti, però noi tutto il nord-est e soprattutto il Veneto diventa il centro della produzione. Secondo lei, Presidente, proprio per dare anche delle istruzioni per l'uso ai nostri telespettatori che ce lo chiedono anche spesso, no? Delle strategie, vale il marchio riportato sul capo di abbigliamento che si vende, quindi la firma, il marchio, il luogo di rivendita, quindi il rivenditore storico di fiducia con cui hai creato un rapporto, però non sempre c'è più, perché tante volte c'è un passaggio generazionale, ci sono delle vendite, non si riconoscono più quei luoghi storici, ci sono, c'è un franchising spinto e così via. Come deve fare il consumatore per orientarsi? Diciamo che, tornando al discorso di prima, se noi prendiamo i capi fatti all'estero, India, Cina, specialmente India oppure Pakistan, perché basta guardare l'etichetta, perché c'è un'etichetta dentro dove viene prodotto il capo. Lei deve capire che quando abbiamo Pakistan e India sicuramente vengono a parte sottopagati, però ci sono anche i bambini che lavorano a fare queste cose qua, che è una cosa vergognosa per conto mio. Per cui il sinonimo di sicurezza è prendere il Made in Italy, e quella è una cosa fondamentale. Poi diciamo che quando uno va su un negozio si veste, quando uno compra su internet si copre, sono due cose diverse, cioè coprirsi e vestirsi. Quando viene su un negozio ci sono delle persone che lavorano dentro, perché prima, quando si fanno i campionari, che si acquistano i capi, si pensa già al cliente, per cui c'è già una selezione. Non tutto va bene e non tutto è bello. Quindi voi, per spiegare, quando andate, lei magari è titolare di una serie di negozi, giusto? Sì. Va a vedere i campionari? Sì. Non glieli portano, adesso ci spiegherà anche perché. No, noi andiamo giù a Milano, ultimamente si va molto a Milano. Perfetto, no, ma è interessante dietro le quinte, perché allora uno comprende. Vede questi campionari, dopo la stessa domanda la farò anche a lei, e lei sceglie quello che vuole avere nei suoi punti vendita sulla base di quello che lei sa che potrebbe essere il suo acquirente, che è il suo acquirente, il suo fidato acquirente, o potenziale tale, perché ne vorrete attrarre anche di nuovi, immagino, giusto? Certo. Quindi sono valutazioni dovute a un'esperienza? Diciamo che sono valutazioni da un'esperienza senza alcun dubbio, però si pensa già al cliente finale. Noi pensiamo già che dobbiamo dare qualità. Cioè il cliente per noi è una persona non che si vende e poi non si vede più. Il cliente da noi deve tornare, per cui noi diamo già una garanzia che sicuramente non le daremo qualcosa di sbagliato. Cerchiamo di dare il meglio al nostro cliente, perché la nostra fortuna è il cliente.
Certo, vale questa cosa, la condivide anche lei, Presidente? Sì, questa è la procedura, il Presidente poi è stato chiarissimo, noi scegliamo per ovviamente il nostro target e quindi è anche un problema, è anche una professionalità e un'esperienza che più uno ha e più riesce a scegliere e a creare un'offerta anche sul mercato. Quindi a monte ci siamo anche noi che filtriamo dalla produzione. Infatti questo è importante. Prima di andare in pubblicità solo una cosa, no anzi restate con noi perché adesso farò un'altra domanda e ne facciamo anche diverse altre, sempre anche mutuate dalle vostre mail dopo la pubblicità, quindi restate con noi, canale 19, vi aspetto.